Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Attila Total War. Come potete ben vedere ci troviamo in inverno, siamo nel 396 d.C. e abbiamo, come potete vedere, incontrato una nuova fazione, i Daci, e sicuramente l'abbiamo incontrata tramite l'impero romano d'Oriente, che si sta divertendo a combattere nell'altopiano accanto ovviamente alla nostra penisola, quindi cerchiamo di stare attenti. E mi avete fatto notare che il volume del gioco è basso, quindi adesso andiamo nelle impostazioni dell'audio e lo aumentiamo. Mi sembra che avevate detto che era un pochettino basso il volume generale, quindi lo aumentiamo. Ora dovrebbe andare bene. Per quanto riguarda il nostro turno abbiamo finito. Mi avete detto che abbiamo abbandonato tutte le province contenenti cibo, utile per rifornire il nostro esercito e i nostri eserciti, quindi cercheremo adesso di risolvere aggiungendo nuovi campi e nuovi magari delle nuove zone di raccolta per riuscire a soddisfare tutte le necessità della nostra popolazione. Intanto facciamo avanzare anche le nostre legioni proprio verso le cittadine per concentrare tutta la nostra potenza bellica in Italia, come vi avevo ovviamente detto. Allora, qui abbiamo una legione che può essere potenziata. Da questa parte, ok, abbiamo creato un vero e proprio triangolo d'attacco. Però non ho capito perché le truppe stanno disertando, perché non sei più in grado di sostenerle. Addirittura, perché non sono in grado di sostenerle? Risolvi questa crisi prima che le tue forze vengano paralizzate. Addirittura, ma guardate quanti soldi che abbiamo. Ora vediamo allora. Intanto a sud qui abbiamo un'unica regione che sta per essere attaccata, Cesarea. Io direi che ormai non possiamo fare più niente perché abbiamo due eserciti che sono alle porte. Tignis l'abbiamo abbandonata, se non sbaglio. Eccola qua, non esiste più. Da queste parti ci sono dei ribelli che ci danno fastidio, quindi vediamo se possiamo lasciare Cordoba, che è la città principale. Lasciamo Lispo, che purtroppo ha un campo, quindi deriva una buona parte dell'agricoltura deriva di qua, quindi eliminiamo questa Pax Augusta. Augusta Emerita, la Emerica la togliamo. Cartago Nova dovrebbe essere sul mare, se non erro. Eccola qua. Detiene anche di un essiccatoio di mattoni. La lasciamo perdere anche questa. Vediamo se possiamo farlo. Segobriga detiene un campo e la lasciamo per adesso. Toletum la possiamo invece eliminare. Nel nord della Spagna possiamo lasciar perdere Bracara. Brigantium no, perché ha una mandria di bovini. Da quest'altra parte Asturica la possiamo chiudere. E da questa parte abbiamo Terraco, che ha grossi problemi di ordine pubblico. La lasciamo ai barbari, ve ne occuperete voi. Via. Da questa parte no, perché abbiamo questa Cesara Augusta che detiene una grossa potenza a livello alimentare, quindi potrà offrire ottimi rifornimenti al nostro impero per questo periodo di crisi per quanto riguarda il cibo. Pompaleo la possiamo chiudere immediatamente. Così ragazzi, mi avete fatto notare che questa strategia è molto intelligente, perché sicuramente ci dà la possibilità di riparare a tutte le nostre, a tutte le malefatte dell'impero romano d'Occidente durante gli anni ovviamente di splendore. Ovviamente di splendore si sono lasciati un po' andare e hanno perso il controllo dell'impero. Quindi adesso l'unica opportunità, lasciamo perdere anche Camdolium, eccolo qua, l'unica opportunità di rientrare ragazzi in riga, diciamo così, è quella di rientrare in Italia, o magari anche in queste regioni circostanti, come per esempio Acqua Sextia, Lugundum, Vienna, magari da queste parti, organizzare nuovamente gli eserciti e così migliorare le infrastrutture e riprendere l'attacco verso il nord, perché così davvero non abbiamo speranza di governare tutto l'impero. Palma di Maiorca la possiamo anche chiudere, perché non abbiamo nessun esercito che si deve appoggiare da queste parti. Tarraco va bene. Narbo la lasciamo perché ha ottime opportunità di rifornimento. Elusa la lasciamo. Campi di grano. Burdigala, per adesso questa Gallia la teniamo, ma solo per poco tempo, perché a breve scenderanno. Anzi, questa Turonum la possiamo abbandonare, anche se ha dei campi di grano. Lugundum per adesso no. Lugundum, attenzione,
Attenzione ragazzi, in Aquitania c'è Burdigala Avaricum che è qua. La possiamo lasciar perdere, non credo di andare a combattere lassù. Elusa, qua sotto. Elusa ha dei campi di grano, la lasciamo. Vienna ha dei campi... No, ho sbagliato. No, dobbiamo ripararli. Va bene. Qua abbiamo degli eserciti che si stanno ripristinando piano piano. Facciamo passare il turno ragazzi, dai. Un governatore. Sì. Assegniamo un governatore qui nella Liguria. Un governatore, eccolo qua, nella nostra Liguria, vai. E possiamo emanare un editto. Nella Liguria emaniamo un bell'editto. Corruzione. Produzione di cibo. Ok, fine turno. Sono contento ragazzi che vi sta piacendo Rome 2 Total War. E Rome 2, sono ancora convinto che sto giocando a Rome 2. Questo Attila. Per quanto riguarda i nuovi giochi, The Sims 4 lo farò arrivare sempre a giorni distanti l'uno dall'altro. Non credete che le domande di Eurotrack del Fuck You Time non saranno, diciamo, importanti, perché risponderò a queste domande. Sto solo cercando un modo più originale di rispondere. Cioè, mi sono stancato di rispondere sempre con Eurotrack Simulator. Volevo trovare un altro modo più interessante per rispondere a queste domande. Quindi me la sto pensando, vediamo come posso fare in qualche altro modo. Però, per quanto riguarda le altre serie, Alboracum, qui lasciamo perdere la situazione, come mi avete consigliato, modalità aggressiva. Arriverà al più presto, appena uscirà a maggio, The Witcher, quello nuovo, e ovviamente The Witcher 3. E per quanto riguarda il nuovo Project Cars, mi sembra che doveva uscire a maggio, sempre intorno a quel... Ecco, questi saranno i giochi nuovi che arriveranno. Poi, ovviamente, attenzione, chiamata alle armi. Ovviamente dobbiamo entrare a fianco di questo impero, proprio perché ci ha sempre seguito. Abbiamo già affrontato questo discorso in passato. Meno male che stiamo abbandonando le regioni Spagna, perché qua ci stanno massacrando. Quindi, attenzione, addirittura questi sono barbari. Come dire, guardate come combattono con la clava là in mano. È un peccato vedere l'impero romano crollare davanti a queste stupide forze. Qui c'è il canale, lo stretto di Gibilterra, le colonne d'Ercole, Macran, Parti, i Budini, gli Egizi. Ancora questa città sopravvive, addirittura i Roxolani. Mi avete detto anche di ricercare qualcosa. Separatisti. Ah, i separatisti! E attenzione, attenzione, i separatisti attaccano Caratis. Caralis è in Sicilia? Non credo. I separatisti, ma questa battaglia io me la combatto, anche perché siamo in no, non lo so. Siamo più o meno pari, diciamo. Quindi io me la combatto questa battaglia, proprio per farvi vedere anche come si riesce a combattere in territorio alleato. Abbiamo da una parte i Fulmini di Tinia con Spurio Galba, esperienza in combattimento, diciamo un po' sopra lo zero. Battaglia di Caralis del 396 d.C. Siamo assediati da questi barbari. Abbiamo una flotta di guarnigione che può essere utile. Plutarco, mamma mia, impara ad ascoltare e trarre vantaggio anche da coloro che parlano male. È vero. Intanto Flavio Malleolo cercherà di difendere il confine. Abbiamo delle mura, se non sbaglio. Molti anni prima che un assedio si concluda. È vero. E le truppe che lo difendono vengono fiaccati gradualmente. Più a lungo un insediamento resta sotto assedio, peggiori diventano le sue condizioni fisiche, il che rende più semplice la penetrazione da parte del nemico. Inoltre, lo stato di un insediamento sotto assedio si rifletterà nelle condizioni dei suoi edifici e nel morale delle unità che lo difendono durante qualsiasi battaglia. Già, questa è una cosa bellissima che hanno aggiunto. Sto gioco davvero l'hanno perfezionato in una maniera unica. Allora ragazzi, purtroppo non abbiamo arcieri, e gli arcieri in questo Attila sono davvero importanti, a differenza di Rome 2 che erano proprio inutili. Barricate. Le barricate le possiamo mettere per esempio qua. Dov'è? Aspettate. Per esempio da questa parte possiamo ritenerci chiusi, quindi devono fare tutto il giro per entrare magari, o addirittura anche da questa parte. Sì. Anzi, io più che altro le metterei qua dietro. No. Fatemi pensare, come si fa a toglierle le barricate? Ecco, si possono mettere per esempio qua. No,
No, più che altro non so se metterle queste barricate. Per esempio le togliamo di qua e le aggiungiamo qua, ma solo per aggiungerle, perché non è che hanno un... Voglio tenere qua il terreno sgombro per far entrare le mie unità come meglio credo. Perché ragazzi questo? Perché io non voglio combattere, diciamo. Se avessi avuto gli arcieri, le barricate sarebbero state sicuramente importanti. Il punto di comando è qui. Abbiamo diverse torri che potrebbero dar fastidio. Qui addirittura ne abbiamo 2. Quindi attenzione. Se noi riusciamo a intrattenere gli avversari qui, sotto questo ponte, qua, davvero avremo ottime opportunità di vittoria. Per esempio, se andiamo a mettere... Loro, a quanto vedo, qua non penso... Hanno gli arcieri loro. E hanno addirittura le catapulte. Quindi, maledizione. Hanno gli arcieri che possono darti... La cavalleria però la possiamo tenere fuori, perché potrà colpire queste macchine d'assedio alle retrovie. Il problema è che non abbiamo arcieri. Questi sono davvero molto leggeri, quindi non li possiamo tenere di fronte. Facciamo così, ragazzi. Siccome le truppe sono importanti, tutte queste, le teniamo qua. Ma loro bombarderanno. Quindi se loro bombardano, dobbiamo tenere la formazione allargata per adesso. Le navi tra poco scendono, ci danno una mano. Quindi il mio compito è quello di tenere la porta ben salda, perché loro non possono salire da nessun'altra parte. Quindi io la porta devo tenere salda. Quindi queste unità le mettiamo per adesso nascoste, raggruppate tutte qua. Quando avremo di bisogno le portiamo davanti alla porta e cerchiamo di... Perché loro non possono salire in nessun altro modo. Loro se sfondano la porta gli mettiamo un'unità di fronte e magari gli esploratori che sono molto veloci li teniamo fuori e li facciamo avanzare e li prendiamo di dietro. Così possiamo fare, ragazzi. Una tattica intelligente. Da questa parte le navi adesso le facciamo scendere. Avanti, ragazzi. Li facciamo sbarcare. Sbarcate. Tu sbarchi qua. Tu qui. Come volevasi dimostrare, ecco, loro vogliono colpire la porta e l'hanno beccata. Quindi, giustamente, le Ma chi è che parla? Silenzio. Ovviamente hanno beccato la porta, l'hanno quasi incendiata, però ovviamente, eccoci qua, loro lanciano e lanciano. La porta l'hanno ormai distrutta, quindi dobbiamo portare necessariamente le truppe qui all'attacco. Chiudiamo la formazione. Le truppe adesso si muoveranno. Anzi, io queste truppe non le muovo finché loro non avanzano. Sono arrivate intanto le nostre nuove unità da combattimento. E loro. La torre è pure un mucchio di cenere. Che sfiga. Ed eccoli che avanzano. Come volevasi dimostrare. Guardate, ci hanno incendiato tutto. Ma non lo so io. Mettiamo anche quest'altra unità dietro. Queste due qui. Ragazzi, davanti alla porta. Guarda. Oddio, no, 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 no. È il generale questo, mamma mia. Ragazzi, voi muovetevi, mettetevi qua, per esempio. Non vi fate vedere. Dai, dai, le cavallerie. Dai, le cavallerie, dai, le cavallerie. Correte, dai, 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 che le possiamo... Vai, 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 correte. Dai. Oh, attenzione, gli esploratori, ragazzi, correte. Questi qua stanno arrivando, dai, ragazzi. Dai le cavallerie. Dai le cavallerie. Dai le cavallerie. Attenzione, ragazzi. Muro di lance, testuggine difensiva. Alziamo gli scudi, raduniamoci. Tanto le cavallerie vanno alle retrovie. Tanto stanno arrivando qua anche altri uomini. Avanzamento veloce. Correte, ragazzi. Ci stanno incendiando tutto. Gli portiamo qua anche i corti. Vai, vai, vai contro... Non alle mura, sono alle mura, ma noi abbiamo la testuggine difensiva qui. Abbiamo anche qualche torre che riesce a far fuoco. Le cavallerie vanno e beccano. Là, vai. Gli esploratori, i corti scendono in guerra. Cavallerie mandano in fuga questi maledetti, per non dire altro. Perfetto. Le cavallerie si occuperanno di questi. E adesso gli esploratori
beccheranno alle retrovie questi. Vai esploratori, le cavallerie su questi. Esploratori qua dentro. Qua abbiamo altre legioni che tentano di tenere alta la testa. Hanno addirittura la frusta per aumentare la difesa corpo a corpo. Entrate qua dentro. Le cavallerie li raggiungeranno in un batter d'occhio. Ed ecco gli esploratori che vanno alle retrovie e li beccano da dietro. Tanto qua sono loro sotto il fuoco. Più di così, ragazzi, non so che fare. Eccoci qua, le cavallerie eliminano questi maledetti. Abbiamo qua un'altra legione che può entrare a combattere. Qui un'altra ancora. Siamo in parità, anche se li stiamo attaccando di dietro. Ormai questi sono andati. No, ma dobbiamo ucciderli tutti. Non basta che mettono la bandiera bianca, perché può essere che tornano. Dobbiamo assicurarci che non tornino. Perfetto. E adesso anche la cavalleria entrerà dentro le nostre mura e sfonderà questi maledetti. Anche la cavalleria da fuori farà un bel giretto e darà un po' di fastidio. E le truppe un po' come sardine vengono schiacciate e stritolate dentro appunto il nostro portone. Alzano bandiera bianca, la cavalleria si occuperà di rastrellare tutte queste unità per non farle andare in fuga, anche quelle... Certo, però tutte queste unità devono morire, perché sennò poi si ritirano e creano problemi. Quindi adesso noi tranquillamente andiamo e le eliminiamo tutte, per evitare che poi tornino in battaglia questi 4 gatti. Perfetto, avete visto ragazzi che bella tattica? Peccato che ci hanno incendiato un po' di case e che ci hanno distrutto queste 2 torri che erano importanti. Eliminiamo anche le ultime guardie del corpo del generale. Perfetto. Avanti. Tutti quanti. Quanti ne rimangono? Vediamo qua. 51. Uno ne rimane. Una guardia palatina. Ok, vittoria decisiva. E bene, gli abbiamo ucciso quasi tutte le unità. E così i ribelli adesso imparano a starsi zitti. La cavalleria ha giocato un ruolo importantissimo. Ha ucciso 177 uomini. Quindi adesso silenzio, silenzio. Questo in Sardegna questa battaglia, ragazzi, non in Sicilia. Silenzio e pipa. Liberi prigionieri sul riscatto. No. Uccidere ogni solito il tuo nemico. Testeranno seriamente tale. Ma no, uccidere 2 uomini. Ma ce li arruoliamo, dai, senza neanche fare troppi. Oh. Ribellione nella Britannia Superiore, ma non ci interessa. Nella Gallecia e nella Magna Grecia è un pericolo questa ribellione qua sotto. Lugudnesis è qui, va bene. Terraconesis. Ribellione qua in Aquitania è un pericolo. In Lusitania non è un pericolo. Qua no, va bene. Genova. Insediamento razziato. Nemico ucciso. Logoramento di questa legione in grado di sostenerle. Adesso ragazzi, tranquillizziamo tutti. Ribellioni. Oh, attenzione, guardate quante terre che si stanno per ribellare. Salviamo nuovamente. Allora ragazzi, il cibo non è più un problema e già possiamo stare tranquilli. Qui abbiamo fatto stare zitti un po' tutti, così ci siamo tranquillizzati. Qua abbiamo dei ribelli a Siracusa
Abbiamo visto... allora, il problema qua qual è? Stiamo migliorando giorno dopo giorno nella Magna Grecia. Potete vedere 20 punti in più. Bene, a Siracusa c'è questo esercitino che rompe le scatole qua. Ecco. Io quindi cosa posso fare? Tanto diamo un'occhiata al nord. Qua abbiamo abbandonato un bel po' di regioni. Lugundum la lasciamo perdere ormai. Vienna Elusa, per esempio, ormai che abbiamo recuperato, la lasciamo perdere. Burdigala pure, perché non possiamo metterci a combattere con tutto questo ordine pubblico negativo. Narbo, ma Narbo direi pure di lasciarla perdere, ragazzi, anche se ha tanti campi. Per adesso lasciamola. Poi qui c'è un esercito ribelle. Adesso lo facciamo stare zitto. Abbiamo qua un'altra legione pronta a intervenire. Ovviamente, ragazzi, siamo in netto vantaggio. Possiamo scagliarci sul nemico e perfetto. E reclutare queste unità. Perfetto. Possiamo ritornare qui. Addirittura qua un altro esercito, i figli di Roma, che tentano di darci un po' di fastidio. Io adesso lascio perdere la marcia forzata e gli do fastidio. Vediamo un po'. Ovviamente siamo 660 contro questi 4 gatti. Sempre in modalità aggressiva, ragazzi. Vittoria decisiva. Integriamo questi uomini nel nostro esercito e via dalle scatole. Perfetto. Fazione distrutta. I separatisti sono stati niente, la guerra civile è terminata. Oh, amen. Finalmente la guerra civile è stata sedata. Ma non capisco perché non si reintegrano queste unità. Oh, si stanno reintegrando. Allora, ricerchiamo la filosofia classica per diminuire la corruzione. Così stiamo un pochino più tranquilli. Queste unità le mettiamo ad Acquasezia. Tanto per... Allora, Lugundum la lasciamo perdere. Vienna è così così, perché qua c'è questo esercito ribelle. Questa la togliamo. Narbo per adesso la lasciamo. Ajax. Allora, abbiamo nell'insula occidentalis Caralis, che è stata quasi distrutta, e Ajax. L'ordine pubblico è davvero sotto la norma. Palma di Maiorca l'abbiamo lasciata perdere. Qui a Siracusa ci sono questi ribelli, ma credo che qua riusciamo un po' a governare la situazione. In Magna Grecia stiamo recuperando. Infatti a Reggio Calabria adesso noi possiamo costruire. Vediamo un po'. Gettate commerciali, ricchezza dal commercio marittimo. Va bene. A Taranto stiamo avanzando. Perfetto. A Napoli, ok, possiamo fare la salina. Ma a Roma, ragazzi, siamo davvero ridotti male. Non abbiamo più... In Italia, davvero... Abbiamo un pericolo... Davvero siamo messi male con questo ordine pubblico. Attiviamo la marcia forzata e arriviamo a Roma con questo esercito. Teniamo sotto controllo la situazione. Oh. Attuiamo un altro editto.